Belli miei, si stava meglio quando si stava peggio. Ve li ricordate i bellissimi anni '80? Madò, quanti ricordi! Allora sì che stavamo bene. Ma che cosa ne vogliono capire questi giovani che non hanno vissuto quel periodo e che dicono che l'euro è meglio? L'euro è il demonio, ci ha lasciati tutti quanti in mutande derubati dalla Germania. O forse no. A ben pensarci, con la stessa quantità di lire ogni anno potevo comprare il 7% di beni in meno. Cioè, nel 91 potevo permettermi poco più della metà di quello che avrei comprato con la stessa cifra che avevo messo da parte nel 79. Però si stava alla grande. Si stava veramente da Dio. Come quella volta che mi sono comprato la macchina nuova. No, in realtà a ben pensarci mi sono dovuto fare in quattro per comprarla perché rispetto a oggi ottenere un prestito era dannatamente difficile. Però la macchina era stupenda, eh? La sono riuscita a prendere lo stesso perché si riusciva facile a trovare lavoro. Ti prendevano immediatamente a tempo indeterminato. Perché le imprese erano sanissime e facevano un sacco di investimenti. O forse non investivano affatto perché l'accesso al credito era disastrosamente difficile e costava veramente tanto rispetto a oggi. Ma in compenso, drogando le imprese con la svalutazione della nostra valuta, sembrava tutto bellissimo. Boh, non so, io non ci capisco molto di queste cose economiche. Lavoravo e basta. Che poi drogassero adesso, svalutavano la lira, era un sacco conveniente. Facendolo abbiamo aumentato un sacco le vendite dei nostri prodotti italiani agli altri paesi e abbiamo anche iniziato a comprare molto meno dall'estero. E poi io immagino che non sia stato quello il motivo per cui all'estero hanno trovato prezzi scontatissimi tantissime imprese italiane da comprare. Deve essere stata qualche strana magia tedesca, sicuramente non colpa della nostra poca lungimiranza, eh? Non mi si venga a dire che è colpa nostra perché quello è lo sporco euro che è la causa di tutti i mali, maledetto lui. Quindi avanti, forza, smantelliamo questo euro e usciamo da quest'unione che ci tiene prigionieri da così tanto tempo. Torniamo ai fasti degli anni '80. È talmente facile che potrei spiegarvelo persino io. Innanzitutto si va da quei ladri dell'Europa e gli si dice che la loro moneta se la possono anche tenere. Noi ci stampiamo la lira e ce ne facciamo quanta ce ne pare. Però bisogna che rimaniamo dentro l'Unione perché è il nostro principale mercato per l'export e la principale fonte di approvvigionamento. Si sa che l'Italia è un paese scarso di materie prime. Tuttavia è anche vero che abbiamo firmato quegli stupidi trattati per i quali per rimanere nel mercato unico ci tocca per forza avere l'euro. Al diavolo l'Unione allora, si fa come il Regno Unito, gli si fa il dito medio e si esce completamente. Però ora che ci penso anche loro hanno fatto una fatica boia, ci hanno messo più di 2 anni e per giunta per negoziare avevano già una loro valuta. Noi dovremmo negoziare pure quella, quindi le cose si fanno lunghe qua. La gente correrebbe tutta agli sportelli a ritirare i soldi, fallirebbero un sacco di banche avendo un effetto disastroso su milioni di persone che perderebbero tutto. E servirebbero anche un bel po' di soldi per finanziare le casse dello Stato, ma volendo noi svalutare, nessuno sarebbe disposto a prestarci soldi e tassi di interesse di oggi sui titoli di Stato. Ci toccherebbe pagare delle cifre esorbitanti che potremmo permetterci attuando quelle misure di austerity, che però non vogliamo, ovviamente. Potremmo però fare tutto in un weekend, quando la borsa è chiusa, e svalutare subito del 30%. È geniale! Peccato però che non sarebbe possibile farlo all'insaputa di tutti, e anche ammettendo di riuscirci, poi un sacco di categorie di beni, specialmente quelle comprate dalle fasce più povere della popolazione, verrebbero a costare una follia, tipo la benzina non se la potrebbe più permettere nessuno. Dai, però questo sarebbe solamente il primo periodo, ci vuole quella lungimiranza che ci accusano di non avere. Se nel breve termine le cose andranno malissimo, poi vedrai che ci ripigliamo. Ci ripigliamo grazie alla nuova bilancia commerciale che pende tutta verso di noi. Avremo i prezzi migliori e tutti compreranno i nostri prodotti dall'estero e non viceversa. Sarebbe il miracolo della nostra industria. Però effettivamente questo poteva valere qualche decennio fa. Adesso che il mondo è così globalizzato, non è facile disfarsi di tutte quelle imprese con le quali il nostro settore manifatturiero, e non solo, è interconnesso. Anche perché noi non vendiamo più il prodotto finito, noi siamo un anello nella catena produttiva che si estende lungo tantissimi paesi. E poi ci toccherebbe rifare da capo gli accordi commerciali e otterremo sicuramente delle condizioni peggiori. Per non parlare delle ritorsioni, alla svalutazione con l'imposizione di tantissimi dazi sulle merci che esportiamo. Ed effettivamente con l'entrata nel mercato unico noi esportiamo già un sacco e senza dazi, perché abbiamo finalmente investito e ci siamo rimboccati le maniche ripulendoci dalla droga della svalutazione. Infatti svalutare per sostenere l'export è un po' un controsenso ora che ci penso. Non servirebbe nemmeno a ridurre la disoccupazione, perché ora che controllo, quando è stata tentata da altri paesi hanno avuto principalmente effetti negativi o nulli sul tessuto lavorativo. Uffa, sembrava così facile e conveniente e invece si è rivelata una pessima idea. Forse in fondo l'euro non è così male ben pensarci.
caspita sto dicendo? No, che mi sta succedendo? Sto diventando anch'io uno schiavo della Germania, no? Dannati crocchi si sono arricchiti solo loro con questa storia della moneta unica, non è possibile. Loro sì che ci hanno guadagnato e hanno investito per fare le riforme, non come noi che non abbiamo fatto praticamente niente nonostante risparmiassimo grazie agli accordi presi una cifra sui tassi di interesse che ogni anno sarebbe stata pari a circa il costo di una finanziaria. La cosa sta avendo sempre più senso. La Germania forse non li ha rubati a noi quei soldi coi quali si è arricchita. Forse può essere che li abbia semplicemente usati bene, mentre noi li sperperavamo a caso, rimanendo senza margine di manovra per attuare politiche anticicliche. Assurdo. Questo euro, ora che lo guardo un po' meglio, non è così male. Al posto di perdere ogni anno il 7% del valore dei soldi che metto da parte, ne perdo sempre l'1-2% e il mio salario è indicizzato, per cui aumenta all'aumentare dei prezzi. Non mi farebbe piacere dover pagare tutto molto di più e non potermi permettere i soldi della benzina. Mi farebbe piacere poter richiedere un prestito a costi ragionevoli per comprare la macchina nuova. Mi piacerebbe continuare a comprare quel formaggio francese che mi piace un sacco. Vorrei quell'auto tedesca e soprattutto vorrei tenermi il mio lavoro, perché parte dei componenti proprio di quell'auto tedesca, ora che ci penso, li produco io qui in Italia. Non mi piacerebbe sicuramente vedere distrutta la nostra industria manifatturiera aspettando qualche decennio prima di tornare ai livelli pre-crisi, mentre gli altri paesi hanno velocemente galoppato in avanti. Tornare a drogare le imprese forse non è la scelta giusta e non garantisce ai miei nipoti il futuro che vorrei per loro. Però cavolo, neanche così va bene, eh? Siamo pieni di problemi e le persone comuni stanno sperimentando sulla loro pelle che la situazione non è affatto delle migliori. Forse però è anche un po' colpa nostra, un pochino ce la siamo cercata, lo ammetto. Per usare un eufemismo siamo stati come un bambino con la carta di credito in mano, abbiamo accresciuto il nostro benessere a dismisura indebitandoci in maniera folle senza avere chiaro un piano per ripagare quei soldi. Abbiamo pensato di avere tutto subito usando qualche sotterfugio, ma i nodi vengono al pettine. Se quei soldi che ti prestano ti compri la villa e la Ferrari, ma sei disoccupato, quando vengono a presentarti il conto non ti puoi lamentare che ti stanno togliendo tutto perché sono cattivi loro. Forse cattivo sei tu. Quindi tornare alla lira è una pessima idea, ma la situazione attuale non mi soddisfa. E che cos'è che dovrei sperare io? Mi sa che è il momento di fare per davvero quelle scelte lungimiranti e risolvere quei problemi strutturali che abbiamo sempre nascosto sotto il tappeto. Bisogna che la burocrazia venga enormemente snellita, che si aumenti la concorrenza interna. Bisogna che ci iniziamo a giocare l'asso nella manica, l'arretratezza del Sud, però non come abbiamo fatto finora, questa volta come si deve. Perché è vergognoso che qualcosa come il 90% delle nostre esportazioni arrivi da imprese del Nord. Sviluppando il Sud avremo un potenziamento economico realmente invidiabile e si spera verrebbero a mancare le circostanze nelle quali la criminalità organizzata trova terreno fertile, ricordandosi sempre che le mafie hanno tutto l'interesse a tenere il Sud più arretrato possibile. Bisogna per forza ridurre la pressione fiscale e smettere di vivere nel passato. Chi vuole avere delle entrate dal proprio canale YouTube deve sapere con certezza in quale categoria sarà inserito e quanti tributi dovrà pagare. Non è possibile che nel 2021 il fisco non si sia ancora adeguato alla nascita di tanti nuovi mestieri giunti soprattutto con l'avvento di Internet. Bisogna cominciare a pensare ad un modo di condividere il rischio, che a noi converrebbe parecchio, e a un'unione bancaria più salda. Bisogna che iniziamo a rispettare le regole, perché infrangerle ci costa tantissimi miliardi ogni anno. Quelle regole le abbiamo scritte anche noi e sono lì per aiutarci a mantenere i conti in ordine. Bisogna che si vada con coraggio in Europa a reclamare una fiscalità unica perché la situazione frammentaria di oggi non è più sostenibile. Sembrerà di star rinunciando alla nostra libertà nazionale, ma bisogna che smettiamo di guardare il dito se ci indicano la luna. Questo video è stato molto lungo ed è un video per il quale ho personalmente sofferto molto. Un video che tentavo di scrivere da più di un anno e che ha richiesto una quantità enorme di tempo per studiare una questione che è tra le più complesse della materia della quale mi occupo. Io non ho la sfera di cristallo, non posso dirvi con certezza cosa accadrebbe se tornassimo alla lira. Vi posso riportare una previsione che è frutto di uno studio fatto con passione e competenza. Mi dispiace, è veramente tantissimo il dispiacere nel constatare che chi ha vissuto quegli anni abbia purtroppo un ricordo che distorce la logica. I fatti, per chi ha usato per così tanto tempo le lire, sono loro malgrado controintuitivi. La loro esperienza di vita impedisce di vedere le cose oggettivamente e capire che il benessere di allora e il malessere di oggi non sono collegati ad avere la lira o l'euro e che anzi se tornassimo alla lira, con tutta probabilità,
questo malessere diventerebbe veramente dolore atroce, lacrime e sangue. Ci ho messo un po' a tornare. Non vado fiero della mia assenza su questo canale e in questi mesi molti di voi si sono iscritti senza mai aver visto un mio nuovo video pubblicato. Ora però sono tornato. Continuerò a pubblicare con i miei tempi e vi chiedo unicamente la cortesia di passare questo link, il link di questo video, a tutte quante le persone che sapete, pensino che tornare alla lira significa tornare agli anni d'oro. Ogni condivisione è fondamentale. Non solo per me, ma per il destino della nostra intera società. E ricordatevi che il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza. E non lo dico io, lo diceva Stephen Hawking.